Una rissa a colpi di catene in stazione a Montebelluna sotto gli occhi impauriti di alcuni cittadini. Sul posto in pochi minuti i carabinieri che hanno fermato 3 persone, un ferito è finito all'ospedale. Rapinarono e picchiarono un ventenne lo scorso febbraio nel sottopasso di via Veniere, identificata la banda di giovani, tutti tra i 17 e i 23 anni, le indagini della squadra mobile. Dopo il blitz a Villorba di qualche giorno fa, sequestrati dalla Guardia di Finanza altri 2 centri massaggio a luci rosse, a Oderzo e Musile di Piave, arrestata una coppia italo-cinese che gestiva le case d'appuntamento. Interrogatorio lampo nel carcere di Montorio per Filippo Turetti. Il ragazzo ha ammesso piangendo davanti al GIP l'uccisione di Giulia Cecchettin, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ancora incerta la data dei funerali. In corso a Padova la prima assemblea di Confindustria Veneto Est, dal presidente Destro la richiesta al governo, servono più investimenti, in apertura un minuto di rumore per la 22enne di Vigonovo. I dati dell'Inps e pensioni delle trevigiane al di sotto della media nazionale, quelli degli uomini sono invece tra le più alte d'Italia, con Treviso che rallenta la crescita. Prima neve stanotte su Cansiglio e Montegrappa, fiocchi anche sul passo San Boldes e Pian delle Femmine, attivato il piano antighiaccio della provincia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo noi proporvi questa sera e che riguarda uno degli argomenti che è più dibattuto in questi giorni, ovvero il patriarcato. Vige ancora in Italia? Se siete d'accordo, allora rispondete di sì, lo vedete il numero in sovraimpressione, eccolo qui, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, quindi in rosso 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring di questa sera in prima serata a partire dalle 21. Ed ora la cronaca, una rissa a colpi di catena in stazione a Montebelluna sotto gli occhi impietriti di alcuni cittadini. Solo sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno fermato 3 persone. Una parola, uno sguardo e in un attimo si è accesa la miccia. Alcuni giovani extracomunitari si sono affrontati a colpi di catene ed altri oggetti contundenti. Tutto sotto gli occhi terrorizzati di alcuni cittadini che si sono allontanati velocemente dal luogo dove è scoppiata la rissa. È accaduto poco distante dalla stazione ferroviaria di Montebelluna. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato 3 persone. Si tratta di cittadini extracomunitari che nella colluttazione hanno riportato ferite e lesioni. Il più grave è stato portato in ospedale per essere medicato. Gli altri 2 sono stati accompagnati in caserma per essere sentiti. La posizione dei fermati è ora al vaglio degli uomini dell'arma, così come la ricostruzione della dinamica dell'accaduto. L'esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio dei carabinieri, ai quali va il mio più profondo ringraziamento perché sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'accaduto. È necessario continuare quell'opera di operazioni congiunte che la polizia locale porta avanti con i carabinieri stessi, per quanto ovviamente di nostra competenza. Rapinarono, picchiarono un ventenne lo scorso febbraio nel sottopasso di via Veniere. È stata identificata la baby gang, si tratta di ragazzini dai 17 ai 23 anni, le indagini della squadra mobile di Treviso. Avevano fermato la vittima mentre stava transitando in questo sottopasso ferroviario. Ha cerchiato e picchiato per rubargli l'iPhone, il portafoglio, qualche contante e il pacchetto di sigarette. Forti di essere in gruppo non avevano esitato ad aggredirlo, poi si erano dileguati facendo perdere le tracce. Il fatto era avvenuto in via Veniere lo scorso febbraio. Gli uomini della squadra mobile hanno identificato la banda, si tratta di ragazzini dai 17 ai 23 anni, in tutto 5 tra italiani, dominicani o marocchino, con precedenti di polizia. Perquisite su disposizione dell'autorità giudiziaria le abitazioni dei giovani, è stato recuperato il cellulare della vittima e restituito. I 5 sono stati denunciati a piede libero. Il giudice del Tribunale di Treviso, alla luce di quanto emerso nell'inchiesta, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tutti i presunti responsabili della rapina. Una strada questa che di notte fa paura, come ci spiega Antonella Tocchetto, che quella via la percorre più volte al giorno. È un sottopasso buio, collega il centro storico con
con un quartiere molto popoloso come Sant'Antonino. Anch'io spesso lo faccio perché ho questioni di lavoro qua e devo dire la verità che è stretto, senza luce e non ci sono le telecamere. Lo facciamo veramente di corsa a volte. Ci sono altre zone considerate a rischio a Treviso. C'è anche la zona della stazione dove una donna di sera ha paura e si fa venire a prendere, oppure anche la zona di Fiera Selvana. Ecco, sono tutti punti dove bisognerebbe avere più luce e più telecamere, oppure gente che gira, cioè tipo operatori di strada, perché non possiamo chiedere alle forze dell'ordine di essere presenti in tutti i punti della città. Non si può pretendere di avere una città blindata, spiega ancora, ma bisogna trovare delle soluzioni per rendere le zone più sicure, soprattutto nelle ore serali e notturne. Questa, dice, sarà la nostra battaglia in Consiglio Comunale. Ci vogliono veramente degli operatori di strada e delle comunità di recupero, ma soprattutto gente che renda sicura la città. Gli operatori di strada stanno funzionando benissimo sia a Padova che a Milano che a Roma. Ecco, facciamolo a Treviso che è molto più facile mappare la città. Ennesimo finto centro massaggi scoperto dalla Guardia di Finanza. Dopo il blitz a Villorba di qualche giorno fa, sequestrate anche 2 attività a luci rosse a Oderzo e Musile di Piave. Arrestata una coppia italo-cinese che gestiva le case d'appuntamenti. Nell'insegna indicati come centri massaggi, ma dietro la porta d'ingresso si nascondevano case d'appuntamento. Arrestata dalla Guardia di Finanza di Venezia una coppia italo-cinese che gestiva le 2 attività a luci rosse a Oderzo e a Musile di Piave. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, le ragazze venivano reclutate tramite una piattaforma online cinese e le prestazioni sessuali pubblicizzate su un sito web dedicato. L'accusa per i 2 gestori di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, disposti per la coppia dal GIP del Tribunale di Venezia agli arresti domiciliari e un maxi sequestro preventivo di 720.000 euro, oltre che sigilli e centri massaggi. Indagini dei finanzieri iniziate ancora un anno fa, quando gli agenti, durante un controllo al centro massaggi di Musile di Piave, hanno notato diverse giovani ragazze in abiti succinti, molte delle quali poi risultate clandestine. Accertamenti poi proseguiti anche nel finto centro massaggi di Oderzo, sorpresi dagli agenti 2 clienti italiani e 3 ragazze asiatiche irregolari sul territorio nazionale, segnalate all'autorità giudiziaria locale per l'ipotesi di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. È stato un interrogatorio lampo quello a Filippo Turetta nel carcere di Verona. Il ragazzo ha confessato piangendo l'uccisione di Giulia, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima il silenzio, poi la confessione tra le lacrime. Ho ucciso Giulia. Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca. Un interrogatorio lampo iniziato alle 10, terminato circa mezz'ora dopo nel carcere di Montorio a Verona, quello davanti al GIP del 22enne di Torreglia accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e di sequestro di persona. Oltre al GIP e al legale di Turetta era presente anche il PM. Quando è stato arrestato dalla polizia stradale tedesca, il ragazzo aveva detto di aver ucciso la sua fidanzata e di aver provato più volte a farla finita, anche puntandosi un coltello alla gola, ma senza riuscirci. Le dichiarazioni verbalizzate dai tedeschi però non hanno valore giuridico in Italia, mentre quelle odierne sì. Ora la difesa potrebbe puntare su un'istanza di perizia psichiatrica. Non verrà invece presentata richiesta al riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere né affievolimenti della misura. Dal lato dell'accusa non è ancora noto se verranno contestate una o più nuove aggravanti, compresa la premeditazione, la crudeltà, questo dipenderà dagli esiti dell'autopsia, e il reato di occultamento di cadavere. Per il legale di Elena Cecchettin, l'omicidio della sorella è aggravato dallo stalking. Turetta, ha spiegato l'avvocato, ha dimostrato di essere un molestatore assillante. Il suo comportamento, ha detto, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono fame di possesso verso Giulia. Intanto si attende a giorni l'arrivo in Italia dell'auto nera e degli oggetti sequestrati all'interno. Poi passerà nelle mani dei carabinieri del RIS di Parma per essere analizzata. Non è invece ancora stato ritrovato il telefono di Giulia, che per l'ultima volta si è agganciato quella sera a una cella di Marghera verso le 22:45, né il suo PC.
Vicino al cadavere poi c'era una sola scarpa della ragazza e una ventina di oggetti, tra cui alcuni suoi vestiti e un libro illustrato per l'infanzia. Su questi dettagli gli investigatori vogliono vederci chiaro per capire se Turetta abbia deciso appositamente di collocarli lì. A seguito dell'episodio di violenza verbale e minaccia con una pallottola ad un'operatrice dell'ULSS 2 interviene il presidente dell'Ordine degli Psicologi regionale. Aggressività sintomo disfunzionale, solidarietà al personale sanitario. Situazioni disfunzionali su cui è necessario mettere in atto tutte le azioni organizzative e di supporto agli operatori che troppo spesso sono in prima linea senza un adeguato sostegno di tipo istituzionale e sociale. È un tema cruciale quello della tutela degli operatori, perché se non ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi, siamo tutti in una situazione molto più difficile e più fragile. Interviene l'Ordine degli Psicologi del Veneto dopo il caso della pallottola lasciata sopra la scrivania di un'operatrice sanitaria dell'ULSS 2, esprimendo la propria solidarietà nei confronti della destinataria dell'atto intimidatorio. Purtroppo molti operatori sanitari si trovano a dover gestire il limite di realtà, a dover dare notizie non adeguate, non positive, non quelle che ci si aspettava agli utenti, quindi anche quando sono date correttamente possono creare delle situazioni di questo tipo. Situazioni che sono sempre più all'ordine del giorno, sia a detta dei sindacati che raccolgono le segnalazioni, sia delle aziende sanitarie. Un problema che ha a che fare con il benessere psicologico delle persone e la loro incapacità di gestire situazioni al di là del loro controllo. L'aggressività nei contesti sanitari può essere legata sia ad aspetti organizzativi o ad aspetti di comunicazione non adeguata tra curanti e utenti, ma in altri casi è legata al fatto che molti cittadini sono in una situazione di vulnerabilità emotiva, che hanno magari delle aspettative o delle idealizzazioni rispetto al fatto che i curanti potranno e dovranno risolvere assolutamente i loro problemi in maniera totale, cosa che purtroppo non sempre è possibile, e questa idealizzazione, questa aspettativa di cura idealistica, di cura totale, può diventare a volte una situazione di frustrazione, e la frustrazione porta negli esseri umani spesso all'aggressività. L'aggressività per gli psicologi è quel comportamento che mettiamo in atto nel momento in cui sentiamo di aver perso il controllo di una situazione, per noi o per i nostri cari. E quando sentiamo di aver perso il controllo della situazione, purtroppo in alcuni casi si scivola a comportamenti inadeguati come quelli di tipo aggressivo, che sono un tentativo disperato e disperante di cercare di riprendere il controllo della situazione in maniera disfunzionale e scorretta. Il Tribunale di Padova ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 53enne travolto da un treno. Era uscito per comprare dei farmaci perché stava molto male, aveva una gastroenterite, ma tornando a casa è stato travolto e ucciso da un treno e ora il Tribunale di Padova ha aperto un'inchiesta sulla sua morte. Il dramma è avvenuto sabato sera nella zona di Montà. La vittima è Giovanni De Faveri, idraulico, originario di Motta di Livenza. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli agenti della polizia ferroviaria. Probabilmente l'uomo è stato risucchiato dal convoglio e colpito senza avere scampo. L'indagine servirà a chiarire se in quel tratto il passaggio dei treni è protetto da barriere che impediscano alle persone di arrivare fino ai binari, o se ci siano segnali chiari di divieto. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia, altro passaggio importante per capire meglio la dinamica dell'incidente. Per questo verranno eseguiti dei sopralluoghi e fatte delle verifiche sulla normativa di sicurezza per i passaggi dei treni. Incidente questa mattina intorno alle 8:15 in via Tiverona Zero Branco, dove due auto per motivi ancora da accertare si sono scontrate. Una poi si è rovesciata su un fianco in un fossato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato una 29enne alla guida di una delle due vetture rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. La donna è stata affidata ai sanitari del SUEM e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Illeso il conducente dell'altra auto. Sul posto anche la polizia locale per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Mentre proseguono le indagini per identificare gli autori del doppio furto di biciclette di mercoledì scorso, la fabbrica Pinarello continua a combattere su un altro fronte dell'illegalità, quello dei falsi modelli proposti dai siti internazionali che, oltre a truffare chi compra, possono esporli a possibili incidenti causati da cedimenti strutturali. Oltre che bici che vanno a ruba, sono anche le più copiate, ce ne sono di false addirittura in giro.
Ma purtroppo sì, biciclette fake e le false ce ne sono anche qui a Treviso purtroppo. Non basta pensare di trasformare la propria fabbrica in un bunker antiladri. Da tempo la Pinarello combatte con i falsi che ogni giorno spuntano da tutto il mondo. Poi voi addirittura avete affidato a un'azienda il controllo dei siti, perché sono dei siti falsi che vendono le vostre biciclette. Assolutamente sì, la maggior parte sono siti asiatici e mediamente ne chiudiamo dei 5 a 6 alla settimana e automaticamente alla settimana successiva riaprono con gli stessi prodotti e così via. Il prezzo di una bicicletta tarocco è in genere molto più basso di un originale e questo dovrebbe già insospettire i molti appassionati che vengono per così dire abbagliati. Il prezzo di una bici falsa si aggira il telaio più o meno sui $500. Il nostro costa 10 volte di più, però si vede la differenza. Già perché su questa gamma di biciclette ad alta tecnologia comprare il taroccato significa esporsi al pericolo di farsi veramente male. Purtroppo è successo che un paio di casi queste persone sono cadute, si sono fatte male, hanno protestato contro di noi, ma noi abbiamo dimostrato che la bicicletta era falsa. Loro non lo sapevano purtroppo e poi non so come sia andata a finire, ma loro sicuramente si sono fatti male. Soprattutto se il cedimento accade in corsa. Si spaga la forcella, mediamente si spaga la forcella, che è una forcella un po' messa un po' su con la colla, no? E quando si spaga questa qui allora il problema diventa molto grave per la sicurezza della persona. Appunto, perché appunto se uno sta correndo e si spaga la forcella su un salto, cosa succede? Si ammazza. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, prima assemblea di Confindustria Veneto Est a Padova per il presidente Leopoldo Destro, necessari dal governo in sede di manovra economica, maggiori investimenti. Solleciteremo il Ministro su quelle che secondo noi sono delle necessità impellenti e urgenti in termini di investimenti e quindi di Industry 5.0 da mettere a terra velocemente. Il Ministro parla di 12 miliardi, vogliamo capire bene nei decreti attuativi cosa c'è dentro, però se la direzione è quella di supportare gli investimenti delle imprese nelle 3 transizioni fondamentali, digitale, sostenibile e energetico, per noi è la strada giusta. Bisogna però farlo velocemente perché, torno a dire, non possiamo fermare la crescita, non possiamo fermare gli investimenti. Perché la manovra del governo non vi convince del tutto? Siete preoccupati da quest'ultimo trimestre? Beh, se guardiamo quello che conteneva la manovra è sicuramente poco, il 9% dedicato al mondo dell'industria è sicuramente poco. Noi abbiamo invece bisogno di una politica economica dell'offerta, una politica economica vicino all'industria, forte e concreta. E sempre il presidente di Confindustria Veneto Est ha poi commentato il minuto di rumore per Giulia Cecchettin in apertura di assemblea. Giulia Cecchettin è una di noi, una del nostro territorio, una ragazza laureanda in ingegneria della nostra università. Ci sentiamo in dovere come classe imprenditoriale di questo territorio di far capire in maniera molto chiara, molto ferma, come atti di violenza, atti discriminatori, atti di mortificazione, specialmente nei confronti delle donne, non devono trovare assolutamente cittadinanza nella nostra comunità, nelle nostre imprese. I dati dell'INPS, pensioni delle trevigiane al di sotto della media nazionale, quelli degli uomini invece sono tra le più alte d'Italia, con Treviso che rallenta la crescita. Mentre le pensioni degli uomini sono mediamente superiori alla media nazionale, le pensioni delle donne sono di poco ma un po' inferiori alla media nazionale.
Pensioni e parità di genere, un binomio che sembra ancora molto lontano, soprattutto a Treviso. Se spostiamo i dati di confronto verso un quadrante più ampio, i numeri parlano chiaro. Medaglia di legno per pensioni femminili trevigiane. Se in Italia la media è di 904 euro, Treviso si ferma a 883 euro. Pensioni d'oro invece per gli uomini trevigiani, tra le più alte d'Italia. Rispetto a una media nazionale di 1772 euro, Treviso vola a 1854 euro. E se il gender gap cresce, discorso a parte per gli indicatori economici e sociali della città. Treviso cresce meno che nel resto d'Italia, quindi qualche riflessione forse sarebbe utile farla su quello che è la tenuta del tessuto produttivo. Se parliamo di crescita, podio lontano anche a livello regionale. A Treviso nel 2022 è aumentato sia il tasso di disoccupazione di un punto percentuale, ora fermo al 5,1%, sia il tasso di inattività oggi al 39,2%. Un tasso di disoccupazione che è leggermente aumentato tra il 2021 e il 2022. Il trend della cassa integrazione, ad esempio, che è stato assolutamente impicchiato, un crollo dopo il periodo della pandemia, questa diminuzione che c'è stata chiaramente anche a Treviso in realtà è stata leggermente inferiore, quindi c'è stata una forte riduzione, di fatto ci siamo portati su livelli assolutamente ordinari, ma con una condizione di leggera in qualche modo affaticamento rispetto ad altre province del Veneto. Un termometro economico-sociale del territorio, quello presentato dalla direzione provinciale dell'INPS di Treviso durante il rendiconto del 2022, che ha visto al centro del confronto un tema ancora oggi molto attuale. C'è comunque un'area grigia di persone che lavorano con contratti dove molto spesso i contributi non vengono versati. Abbiamo evidenziato la necessità di intrecciare le banche dati, mettere in fila tutti i furbetti che ci sono nelle varie questioni delle attività lavorative che vengono fatte o in sommerso o in nero e dare una prospettiva alla generazione che lavora adesso e anche alla generazione futura. E a proposito di generazioni future, un 125° anniversario dell'istituto festeggiato proprio con i giovani. Per parlare ai giovani erano presenti non solo i musicisti del liceo Marconi, ma anche una classe del liceo economico-sociale Riccati. È un'occasione anche per rilanciare un discorso di cultura previdenziale. La replica al suo predecessore Giuseppe Montuori, la necessità di coinvolgere di più la base, il metodo da seguire per scegliere i candidati e sindaco, al ring la prima uscita da presidente di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Più dialogo con la base. Nella prima uscita a ring da presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, fresco di congresso, indica la strada della partecipazione per dare avvio al rinnovamento della gestione del partito nella Marca. Probabilmente si prendevano delle decisioni anche per tutta una serie di motivi, talvolta anche senza ascoltare la base, proprio perché c'era la necessità, talvolta in politica succede, di avere risposte urgenti. Probabilmente c'è bisogno di più dialogo e quindi è quello su cui baso anche la mia esperienza amministrativa con i cittadini. Ecco. In diretta alla replica il commissario uscente Giuseppe Montuori, che commentando la vittoria dello sfidante aveva accennato sarcasticamente al fatto che sia lui che il giovane consigliere regionale Tommaso Razzolini, suo sostenitore, si dedichino alla politica a tempo pieno. Più che professionisti della politica, forse intendeva campioncini della politica, visti i risultati elettorali che sia io che Tommaso e tutta la squadra hanno conquistato in questi anni con le preferenze nelle amministrazioni, nelle competizioni elettorali, e questa ne è la dimostrazione. Credo che questa sia sicuramente una dichiarazione a caldo. Conosco Giuseppe, da domani sicuramente si potrà e si cercherà di lavorare insieme. Non ci si adagi sugli allori, ammonisce Borgia. Le percentuali che il partito ha raggiunto alle politiche sono merito della Premier, non di questo o quel coordinatore territoriale, che al massimo può influire sulle elezioni amministrative. Nel dialogo con Lega e Forza Italia, alleati di centrodestra, il neopresidente intende portare la sua esperienza diretta. Dobbiamo mettere da parte il manuale Cencelli e partire dalle persone. Dobbiamo scegliere candidati alle prossime amministrative che possano vincere e soprattutto che possano essere apprezzati dai cittadini. Prima vediamo la qualità dei candidati e dopodiché vediamo le casacche. Per cui io, da presidente del partito, non candiderò mai qualcuno di scarso perché è del mio partito.
Abbondante nevicata stanotte su Cansiglio e Grappa, fiocchi anche sul passo San Boldo e Pian delle Femmine, attivato il piano neve nella provincia di Treviso. È nevicato sul Cansiglio, è nevicato sul San Boldo, è nevicato sul Grappa, sono state attivate tutte le squadre del piano spazzamento e prevenzione con lo spargimento sale, così come da convenzione noi abbiamo una suddivisione in lotti attivi dal 15 novembre che questa notte sono partiti e stanno mettendo in sicurezza quella viabilità. Con l'arrivo dell'inverno e delle prime nevicate, la provincia di Treviso ha attivato il piano neve, preallertando tutte le ditte incaricate per lo spargimento di sale preventivo sulle carreggiate e i possibili interventi urgenti in caso di necessità. Piano entrato a pieno regime che si protrarrà per tutta la stagione invernale. Per l'inverno noi abbiamo un piano neve attivo che garantisce la pulizia delle strade e lo spargimento sale, un'attivazione che, ripeto, essere a lotti, consente di intervenire in tempi rapidi e con conoscenza diretta di ogni singolo lotto da parte degli operatori che vi prestano servizio. Piano che prevede la messa in sicurezza delle strade interessate da ghiaccio e neve accumulata nelle ore notturne, garantendo la viabilità per i guidatori fin dalle prime ore dell'alba e che è attivo su tutto il territorio provinciale. Non solo i territori montani ma anche quelli pianeggianti, siamo attivi come nel resto di tutti i 1200 km della viabilità che ci competono. Adriano Panatta, ieri sera ospite in collegamento telefonico del nostro direttore Luigi Bacialli a Focus, ha parlato della vittoria degli azzurri in Coppa Davis e poi ha annunciato in anteprima un importante progetto rivolto alle donne. Abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini della storica vittoria dell'Italia del tennis in Coppa Davis, un traguardo che mancava da 47 anni quando la grande insalatiera venne sollevata da Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli e Panatta. L'impresa di Jannik Sinner e dei suoi compagni resterà negli annali anche per il fair play, la correttezza dimostrata dagli azzurri nei confronti delle squadre e del pubblico avversari. E in un momento in cui troppo spesso si vedono giovani protagonisti di episodi di violenza, le immagini rimbalzate dal campo di Malaga danno speranza nel futuro. Credo che sia un gruppo di ragazzi che sono sicuramente un esempio anche per i nostri giovani, cioè una bella immagine di questi ragazzi. Tutto quanto molto perfetto, no? Sia la prestazione in campo, sia il comportamento in campo, sia il comportamento anche alla fine del match, tutto molto sobrio, senza eccessi, con grande gioia logicamente perché hanno raggiunto un obiettivo straordinario, però trovo che tutto quanto sia stato, come dire, elegante. Una storica vittoria, quella in Coppa Davis, destinata ad avvicinare nuovi appassionati ai campi da tennis, come testimonia Panatta con il suo Racket Club di Treviso. E adesso tutti quanti andranno a giocare a tennis, io spero, ma non lo dico tanto per il mio club, ma lo dico perché secondo me già è importante fare sport per i giovani, e poi se sia il tennis, il calcio, il rugby, piuttosto che l'atletica leggera, la pallavolo, quello che vuoi tu, l'importante è che facciano sport. Panatta racconta di aver seguito, mentre era impegnato per la Coppa Davis, ai confronti sui femminicidi e sulla drammatica vicenda di Giulia Cecchettin che hanno animato queste ultime giornate. Da qui la decisione di fare la propria parte. Io ho deciso di fare dei corsi gratuiti nel mio club di difesa personale per le donne. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, Angelica Utter sarebbe capace di intendere e volere, porta la firma della psichiatra Anna Palleschi, la perizia commissionata dal pubblico ministero Simone Marcon sulla 32enne tedesca che il 6 luglio scorso investì a Santo Stefano di Cadore Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 e la nonna materna Maria Grazia Zuin. Dalla perizia si evincerebbe che la Utter non soffra di patologie psichiatriche o disturbi della personalità tali da compromettere la sua capacità di scegliere, come dimostrerebbe anche l'assoluto silenzio nella quale la Utter si è chiusa fin dall'interrogatorio di garanzia tenutosi all'ospedale civile di Venezia. La perizia è giunta a pochi giorni dalla scadenza dei 6 mesi di carcerazione preventiva per l'investitrice. Alle 14:50 i vigili del fuoco sono intervenuti all'esterno della piscina di Longarone per l'incendio di un'auto, evacuato
l'impianto natatorio per il fumo penetrato all'interno della struttura da una porta, nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Belluno con 2 squadre hanno spento le fiamme dell'auto parcheggiata a ridosso del muro della piscina, mentre l'impianto era stato già evacuato a scopo cautelativo. Le cause dell'incendio dell'auto di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta e l'impianto natatorio è stato inibito fino al ripristino delle condizioni di salubrità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. Giornate importanti queste per la 63esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato di Longarone. Domenica l'inaugurazione ufficiale, a seguire oltre a tante novità degli espositori anche la presenza del CNR del concorso per il gelato delle Olimpiadi di Cortina del 2026, dove la fiera avrà un ruolo davvero particolare. È una fiera piccola, lo sappiamo, però come dicevo prima la cosiddetta nicchia del gelato artigianale rappresenta solo nel mercato italiano 2 miliardi di euro, quindi insomma tanto nicchia non è. È solo uno dei tanti numeri che caratterizzano la 63esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato, che si concluderà mercoledì 29 novembre a Longarone. 146 marchi aziendali presenti da 10 regioni italiane e 18 paesi esteri, per un'esposizione che quest'anno è aperta ai soli professionisti del settore. Noi quest'anno abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sull'impresa di fare il gelato, sull'imprenditore, perché oggi, al di là delle straordinari gusti che si trovano qua, non bastano più le ricette, non bastano più i bilanciamenti, e oggi qui parliamo di impresa di fare il gelato. Un ente che si sta profondamente rinnovando, partendo da un nuovo assetto societario, passando per l'accordo all'estero con la Fiera dell'Alimentare Professionale di Budapest, ma anche a casa con il mare. Abbiamo stretto una collaborazione con Expo Caorle. Faremo delle cose insieme per costruire un'alleanza che preservi queste ricchezze che da un punto di vista dei numeri sono piccoline, ma da un punto di vista delle opportunità che creano al territorio, sulla filiera del turismo e non solo, sulla valorizzazione di tutto quello, le cose straordinarie che produciamo, è importantissimo. Una mostra internazionale che guarda al futuro del gelato non più solo da fine pasto, ma come vera e propria pietanza completa, con importanti risvolti nel campo medico e in particolare sull'Alzheimer, studiati dai ricercatori del CNR. Tra le altre iniziative il concorso per il gelato delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, presieduto dallo chef Gianfranco Vissani, con Longarone che diventerà la porta d'ingresso per le gare sulle Dolomiti. Vorrei trasformare per il 2026 questo in una grande hospitality in cui ricevere tutti quelli che andranno poi con le navette a Cortina e quindi posizionare Longarone Fiere Dolomiti come attore della filiera del turismo. È di oggi la comunicazione ufficiale dell'ingresso di Paolo Doglioni nella giunta di Confcommercio Nazionale in qualità di invitato permanente. A riferirlo il presidente nazionale Carlo Sangalli, che ha voluto dare prova dell'attenzione che Confcommercio attribuisce al ruolo di incaricato per le politiche della montagna che Doglioni ricopre da quando è stato designato al tavolo nazionale istituito dall'allora ministro Gelmini per l'elaborazione del disegno di legge 4 per le aree montane. Una legge, riporta lo stesso Doglioni, che dovrà tradursi in azioni concrete affinché si possa combattere lo spopolamento delle terre alte e garantire un futuro ai giovani del nostro territorio. E proseguono i lavori di manutenzione sul ponte che attraversa il torrente Piova lungo la strada statale 52 Carnica in provincia di Belluno. Nelle immagini che vedete l'esecuzione da parte di ANAS delle prove di carico della nuova parte della struttura di sostegno del ponte. Terminate le operazioni di demolizione e ricostruzione del ponte, nella corsia in direzione Lorenzago di Cadore si potrà quindi procedere ad effettuare le stesse attività anche nella corsia opposta in direzione Belluno. Durante l'esecuzione di questa nuova fase degli interventi il transito sarà consentito in regime di senso unico alternato sulla corsia in direzione Lorenzago di Cadore. E si è conclusa a Polpet la Judo Academy, un evento di solidarietà dedicato alle persone ipovedenti per avvicinarsi alle arti marziali e promuovere l'inclusività.
in judo può essere estremamente indipendenti e annullare quelle che sono le differenze con gli altri ragazzi vedenti, visto che possiamo portarci alla pari con loro. Le arti marziali come veicolo per lo sviluppo fisico e spirituale. Ha fatto tappa a Polpette di Ponte nelle Alpi la Judo Academy, il progetto itinerante nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e la Fondazione One Sight Essilor Luxottica. Un'iniziativa che ha visto scendere assieme sul tatami del Palazzetto dello Sport alcuni atleti agonisti con tanto di cintura nera e neofiti animati dal desiderio di vestire il tradizionale kimono e cimentarsi nella disciplina. Una bella iniziativa perché può, oltre che aiutare le persone che già praticano il judo, infatti è stato anche per me così, perché in queste 2 tappe che abbiamo fatto a Milano e questa a Belluno ho già imparato molte cose nuove che poi mi serviranno per altri allenamenti o gare, ma poi soprattutto può coinvolgere anche nuove persone che magari non hanno mai praticato judo. 2 giornate dedicate allo sviluppo dell'armonia psicofisica attraverso attività per il potenziamento dell'equilibrio e della coordinazione motoria per una disciplina che è sì individuale ed eppure profondamente legata agli elementi di integrazione e inclusività. Il judo è un lavoro di squadra anche se è uno sport individuale, perché serve per aiutarsi l'un l'altro e per poter apprezzare di più il concetto di unione. Questa dunque era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Temporaneo aumento della pressione atmosferica, bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 novembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal sole, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime in calo, saranno sotto zero praticamente ovunque, massime stazionarie tra i 5 e i 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà sereno, dal pomeriggio sera probabilmente un po' più umido con più nubi e possibili foschie sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato, aumento della nuvolosità poi dalla sera. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.